Telespettatori di Sesta Rete, ancora una volta l'appuntamento della domenica sera con Penalty. Buonasera a tutti e ben ritrovati con questo appuntamento che vi accompagna ogni domenica sera a partire dalle 19:30 sino alle 21 con i risultati, le classifiche e i commenti sul calcio dilettantistico siciliano. Puntata ricca con tanti ospiti, ma per intanto subito il saluto d'obbligo alla nostra prima penaltina, la nostra splendida Federica Di Benedetto. Ciao Federica, ben trovata. Buonasera e ben ritrovati. Complimenti per il tuo look. Grazie. Impostazione subito per il commento riguardante il campionato interregionale e quello di eccellenza, Carmelo Puglisi, che salutiamo. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ci sono novità per quanto riguarda il campionato di eccellenza? Possiamo anticipare insomma la notizia che in settimana è arrivata e che ha sconvolto un po' tutto il calcio dilettantistico? Ma diciamo che c'è ben poco da anticipare, ormai è di dominio pubblico da 2 giorni, per gli appassionati di calcio non si parla d'altro, questa richiesta della commissione tesseramenti della Lega Nazionale Dilettanti che di fatto ha annullato tutti i tesseramenti del Football Club Acireale e adesso la Procura Federale e poi la commissione disciplinare del Comitato di Palermo dovrà esprimersi. Insomma, le prossime settimane saranno di fuoco, no? Per capire bene quale sarà poi il responso definitivo anche da parte del Comitato siciliano. Sì, sicuramente, perché rischia di cambiare veramente tutta la classifica. Bene, per quanto riguarda la postazione ospiti, diamo subito il benvenuto a Salvo Castorina, direttore sportivo dell'Aci Sant'Antonio, Acireale troppo grande in questo senso, ma non per le tue già note capacità, ma perché probabilmente forse in questo momento non è una piazza positiva, no? Però dico, c'è sempre la speranza di fare qualcosa di meglio. Per adesso c'è questo Aci Sant'Antonio che comunque ha un bel progetto, sta andando credo anche discretamente bene, no? Sì. Forse il primo posto è un po' andato, però per la zona playoff sicuramente non ci dovrebbero essere problemi. No, noi speriamo di arrivare secondi per piazzarsi come nella griglia dei playoff nella migliore posizione. Nella migliore posizione. Quindi speriamo bene. Benissimo, insieme a Salvo Castorina abbiamo un dirigente del Siracusa Calcio, parliamo di eccellenza, parliamo con Salvo Calì. Ciao Salvo, ben trovato. Buonasera, grazie. L'anno scorso a Paternò ed eri a Penalty, sì. Quest'anno a Siracusa e sei di nuovo a Penalty. Come stai? Tutto a posto? Bene, bene, grazie. Anche voi, insomma, questa situazione del ricorso probabilmente vi aiuterà, ma nello stesso tempo però avete una bella squadra, sottolineiamola questa cosa, eh? Oggi abbiamo raggiunto il 10° risultato utile consecutivo. Voglio dire, non si inventano i risultati, Assolutamente no. A differenza di come si vuol far credere, che con la scusa del ricorso, certo, Siracusa ha avvantaggiato, però io vorrei ricordare 10 risultati utili consecutivi, 8 vittorie e 2 pareggi. Il Postrano sta facendo sicuramente un grandissimo lavoro. Sì. Bene, allora andiamo subito a parlare adesso del campionato interregionale, lo facciamo insieme a Federica con i risultati, la classifica e poi il breve commento tecnico, come al solito affidato a Carmelo Puglisi. Savoia Agropoli 1-0. Licata Battipagliese 0-1. Agregas Cavese 2-3. Nuova Gioiese Comprensorio Montalto 0-0. Pomigliano Interreggio 1-0. Due Torri Noto 2-2. Torrecuso Orlandina 5-2. Rende Vibonese 0-2. In classifica sottolineiamo questa sconfitta interna dell'Akragas ad opera della Cavese, ma soprattutto un'altra ennesima vittoria del Savoia che allunga per quanto riguarda questa classifica del campionato interregionale. Savoia 56 punti, Agregas 47, Battipagliese e Cavese 38 punti, Nuova Gioiese e Torrecuso 37, Agropoli 36, Noto 33, Comprensorio Montalto 30 punti, Orlandina, Interreggio e Pomigliano 28 punti, Due Torri, Vibonese e Città di Messina 22, Rende 15 punti, chiude la classifica Licata a 7 punti. Sottolineiamo in questa classifica anche che la Cavese, l'Interreggio e il Ragusa, anzi in questo caso soltanto Cavese e Interreggio, hanno un punto di penalizzazione. Il Ragusa, come sapete tutti, dopo la 4ª rinuncia è stata esclusa dal campionato, mentre il Licata ha 3 punti di penalizzazione. E adesso il quadro completo per quanto riguarda il tabellino dei prossimi incontri, quelli che riguardano la prossima giornata, la 6ª giornata, domenica 16 febbraio 2014.
14. Si giocherà a Comprensorio Montalto Acragas, Agropoli Pomigliano, Noto Città di Messina, Vibonese Due Torri, Battipagliese Nuova Gioiese, Orlandina Rende, Cavese Savoia, Interreggio Torrecuso ed infine Riposa e Licata. Allora Carmelo, non ce l'aspettavamo questa battuta d'arresto della squadra di Rigoli in casa, anche se onore e merito naturalmente agli avversari. Onore e merito agli avversari, ma quel che preoccupa di questa sconfitta per gli uomini di Rigoli è soprattutto come è maturata l'Acregas, che un po' il fatto che l'incantesimo Ettore si è un po' rotto, oggi qualche disattenzione difensiva di troppo e poi questo gol alla fine che ha punito la formazione dell'Acregas complessivamente. Tra l'altro all'Esseneto c'è stata anche contestazione alla fine. La cosa che dispiace è che si è rotto un po' quell'entusiasmo, quella grande passione, quella magia che si era creata nelle ultime settimane. Insomma, quel pareggio interno nello scontro diretto sicuramente con Savoia ha risentito il equilibri. fatto di non aver approfittato dello scontro diretto e delle modalità in cui si arrivava allo scontro diretto con la formazione dell'Acregas, che sicuramente aveva qualcosa in più del Savoia fino a 15 giorni fa, ma diciamo che complessivamente questa quinta giornata di ritorno è stata negativa un po' per tutte le squadre siciliane. Il Licata non riesce a fermare la Battipagliese, l'Orlandina prende 5 gol sul campo del Torrecuso e nello scontro diretto Due Torri e Noto si dividono un punto ciascuno, punto che non serve a nessuna delle due. Complessivamente forse è meglio il Noto, anche se è stato premiato il cuore del Due Torri che ha raggiunto il risultato in pieno recupero. Voglio sentire un po' il parere anche dei nostri ospiti, se magari cortesemente possiamo rimettere la schermata della classifica. Vediamo appunto questo Savoia che sta allungando, l'Acragas che sta un po' arrancando, nella zona bassa insomma sono soprattutto le squadre siciliane che soffrono, su tutti indubbiamente in questo momento il Città di Messina che insomma sembra un po' impantanato insieme anche al Due Torri. Salvo Castorina. Il girone fino ad un certo punto è stato parecchio equilibrato. Come diceva Carmelo, l'Acragas nello scontro diretto aveva la possibilità di effettuare il sorpasso e purtroppo al di là del discorso che si sia rotto qualcosa, il Savoia ha qualcosina in più come uomini. Ma rimane comunque sempre un grande campionato. Ma assolutamente. Voglio dire, sottolineiamola questa cosa. Non si discute, oltretutto l'Acragas è una neopromossa. Certo. Cioè, se consideriamo certo. questo è importante. Chiaro. Invece per quanto riguarda il Città di Messina, col Messina di Lomonaco in serie C, Lega Pro, è normale che sono cambiati tutti i programmi, perché certo. l'anno scorso il Città di Messina ha fatto un campionato d'avanguardia, ha fatto sfiorando i playoff, sì. e quindi è normale che si ridimensionasse. Indubbiamente due squadre a Messina sono troppe. È arrivata. Salvo, però sottolineiamo anche la disperata ricerca del Licata per tirarsi fuori. Intanto il fatto che abbiano salvato la categoria con la non esclusione dal campionato, probabilmente è già un campionato vinto. In parte sicuramente. Ultimamente fare calcio è diventato difficilissimo. Poi in Serie D, io posso dire, lo scorso anno a Paternò con la Serie D, quest'anno con l'eccellenza c'è un abisso, sia a livello di costi, certo. di gestione e tutto. Chiaramente il Licata non era partito benissimo, già lo scorso anno dimostrava di avere qualche piccolo problema finanziario e poi quest'anno anzi sono riusciti a tirare avanti, però chiaramente le risorse sono sempre limitate, anche le qualità sono quelle che sono e quindi a questo punto diventa quasi certa una probabile retrocessione. 7-22 Città di Messina che è in pieno play-out al 22 punti, quindi le probabilità sono limitate, però grazie al cielo quantomeno salvano il nome storico il titolo, della società. Sicuramente sì. Possono ripartire il prossimo anno. Sperando che poi non ci saranno altre. Appunto, sperando che l'anno prossimo ci sia qualcuno, qualche imprenditore locale che abbia voglia di fare calcio. All'inizio è successo di tutto a Licata, no? Allenatori che arrivavano, presidenti che si spacciavano per presidenti senza avere neanche in mano la documentazione per farlo. C'è il mio amico che ora fa il direttore, Peppe Cammarata, col quale ci sentiamo e mi ha detto che c'era veramente una gran confusione. Da si impazzire, paga questa cosa. Il calcio è programmazione. In interregionale soprattutto. Poi non è una scienza esatta, però la programmazione è fondamentale, vero, se manca quello è finita. E questa cosa ci dispiace notevolmente perché insomma il Licata ha legato il proprio nome storico ad alcuni momenti importantissimi del calcio siciliano.
adesso non dico che dobbiamo sempre come al solito ricordare la Serie B storica, però quantomeno campionati di grande attenzione, soprattutto quando era nella famosa Serie C, no? Carmelo, ti ricorda qualcosa? Un Licata in Serie C che comunque con Zeman faceva un gran calcio. Sicuramente i 2 anni di Serie B, un po' come è stato per Acireale, sono stati un traguardo che comunque rimarrà nella storia. Per questo, insomma, c'è sempre un certo affetto quando si parla di piazze del genere. Siete con Penalty ogni domenica a partire dalle 19:30, la replica alle 23 e anche nella giornata del lunedì di mattina a partire dalle 8:30. Adesso parliamo del campionato di eccellenza, subito i risultati, la classifica e poi il commento tecnico. Parliamo del girone A di eccellenza. San Sebastiano Alcamo 0-7. Serra di Falco Atletico Campofranco 1-1. Pro Favara Camarat 0-1. Raffadali Leonfortese 1-0. Riviera Marmi Mazzara Calcio 2-0. San Giovanni Gemini Parmonval 0-1. Folgore Selinunte Rocca di Caprileone 2-2. Sport Club Marsala San Cataldese 3-1. In classifica sottolineiamo la vittoria del Camarat, la vittoria importante dell'Alcamo, ben 7 gol a San Sebastiano, e soprattutto la sconfitta della Leonfortese che perde un po' la corda del primo posto, nel senso che è stata sopraffatta, anche se attualmente ha una partita in meno. Guardiamo comunque la classifica al completo. Camarat 44 punti. Alcamo 41. Leonfortese 40, Parmonval 38, Serra di Falco 37, Sport Club Marsala. Abbiamo un problema sul monitor. Beh, la continuo io la classifica. Allora, Sport Club Marsala 36, Riviera Marmi 35, Atletico Campofranco 33, Rocca di Caprileone 29, Pro Favara 27, San Giovanni Gemini 26, San Cataldese 24, Mazzara e Raffadali 22, Folgore Selinunte 13 punti ed infine chiude la classifica il San Sebastiano con 9 punti. Dopo questa classifica possiamo già subito dare il quadro anche del prossimo tabellino. Domenica prossima si giocherà la giornata numero 8, chiaramente del ritorno, domenica 16 febbraio 2014. Questi gli incontri: Parmonval Folgore Selinunte, Mazzara Calcio Pro Favara, Camarat Raffadali, Rocca di Caprileone Riviera Marmi, Atletico Campofranco San Sebastiano, Alcamo San Giovanni Gemini, San Cataldese Serra di Falco ed infine si chiuderà con questo scontro importante a Leonforte tra Leonfortese Sport Club Marsala. Allora, Carmelo, devo dire che questa sconfitta non ce l'aspettavamo della Leonfortese, perde un po' la possibilità di agganciare ancora di più il primo posto. Ha perso una grande occasione la formazione di Mirto, perché recuperando con la gara da recuperare poteva comunque riportarsi in testa. Rimane comunque un campionato estremamente vivace, il Camarat ha ripreso il passo dopo qualche passaggio a vuoto, sicuramente seppur contro l'ultima in classifica dà una grande prova di forza l'Alcamo, che rifila 7 gol al San Sebastiano. Anche l'Alcamo ha una partita in meno. L'Alcamo ha una partita in meno. Ci sono sempre buone possibilità. Assolutamente, squadra... in questo momento lo abbiamo già ribadito nelle scorse settimane, l'Alcamo sembra avere qualcosina in più rispetto alle altre, mentre invece una parola la merita la Parmonval, che sta facendo un campionato straordinario. Oggi ha espugnato il campo del San Giovanni Gemini e quest'anno, dopo tante buone salvezze tranquille, quest'anno il Parmonval ha la stagione dell'acuto. 6 punti dal primo posto, è tutto già scritto per il Parmonval, poche possibilità di agganciare la vetta? Sicuramente le concorrenti hanno qualcosina in più che altro, non tanto secondo me Camarat e Leonfortese, ma nelle ultime settimane secondo me l'Alcamo, se mantiene questo passo, potrà è quella che è più attrezzata. Salvo Castorina. Anche il Serra di Falco. Secondo me potrebbe fare qualcosa? Ha una partita in meno e come sì. Organico è di gran lunga superiore a tutte le altre. Però non ci dimentichiamo che l'Alcamo per tradizione sì, ed è proprio anche una squadra pronta alla battaglia del campionato di eccellenza. È una squadra, no? Di categoria. Quindi, però tu vedi il Serra di Falco in questo momento? Il Serra di Falco però
sono d'accordo con te sul fatto che abbia un organico importante, pensa a Venniro in attacco, ma anche un centrocampo sull'intelaiatura della squadra che l'anno scorso ha vinto la promozione. Però quest'anno gli è mancato quel quid in più, quando riusciva ad anellare 2 o 3 vittorie consecutive poi non riusciva a darsi la continuità giusta che poi è necessaria per vincere. Attenzione, perché stiamo parlando di tutti tranne del Camarat, salvo Calì. Il Camarat che comunque è in vetta, e voglio dire, in questo momento sono gli altri che la inseguono, quindi si sta godendo comunque un buon lavoro organizzativo fatto tra agosto Sicuramente, credo che e sia, luglio. io non seguo molto il girone A, Sì. a dire il vero, però comunque credo che sia una squadra di categoria, quindi conosce bene gli ambienti e con un buon organico e una buona programmazione. Però è buono il fatto che non se ne parli, no? In modo che così poi giocano un po' più sereni, salvo. Ma anche la Aiuta, certo. Aiuta, Ma no? anche la Leonfortese era partito per un altro tipo di campionato, perché il presidente voleva, ad inizio stagione voleva abbandonare, quindi hanno fatto una squadra molto giovane, prendendo... Beh, l'investimento grosso l'avevano fatto lo scorso anno, infatti, però, infatti, e ora si ritrova lì ed è giusto che continui. Certo. Bene, proseguiamo. Adesso parliamo del girone B, del campionato di eccellenza. Lo facciamo subito con i risultati e lo facciamo insieme naturalmente a Federica. Sport Club Siracusa, Acireale 1946, 1-0. Rometta, Catania San Pio X, 0-1. Football Club Acireale, Città di Rosolini, 0-0. Mister Bianco, Igea Virtus, 1-1. Gimnica Scordia, Modica, 1-2. Mazzarrà, San Gregorio, 1-1. Taormina, Sporting Via Grande, 2-0. Città di Vittoria, Tiger, 1-1. La Tiger pareggia e in questa maniera comunque rimane sempre in vetta. È da sottolineare nello scontro diretto anche la vittoria dello Sport Club Siracusa, adesso poi con Caline approfondiremo chiaramente i dettagli, battendo una Ciriale 46 che sembrava un po' in risalita. Guardiamo comunque la classifica. Tiger, 49 punti. Football Club Cireale, 45. Catania San Pio X, 39. Sport Club Siracusa, 39. Igea Virtus e Taormina, 38. Modica, 36 punti. Mister Bianco, 32. Gimnica Scordia, 31. Città di Vittoria, 28 punti. Sporting Via Grande, 26. Città di Rosolini, 19 punti. Acireale, 18. San Gregorio, 18. Rometta, 16 punti. Chiude la classifica Mazzarrà a 10 punti. In questa classifica ricordiamo che la Ciriale, il Modica e il Vittoria hanno anche un punto di penalizzazione. Anche per questo girone B subito il tabellino dei prossimi incontri. Domenica prossima, l'8ª giornata di ritorno, si giocherà Igea Virtus Città di Vittoria, Sporting Via Grande FC Aciriale, Città di Rosolini Gimnica Scordia, Modica Mazzarrà, Aciriale 1946 Mister Bianco, San Gregorio Rometta, Catania San Pio X Sport Club Siracusa, scontro al vertice, e poi infine Tiger Taormina. Allora Carmelo, qui ci abbiamo anche Salvo, insomma, che ci potrà dare un quadro più completo dell'incontro, però in sommi capi possiamo capire che la Tiger con questo punticino comunque ha allungato, ma dietro gli altri insomma creano sicuramente molto movimento in classifica. Allora Ettore, è inutile girarci attorno, è stata oggi una giornata strana perché le vicende delle ultime 48 ore con la decisione della Commissione Tesseramenti della Lega Nazionale Dilettanti ha influito sulla giornata odierna, sia nell'FC Acireale che in condizioni normali avrebbe vinto agevolmente con il Rosolini. Ieri sono riusciti comunque a rifare i tesseramenti o parte dei tesseramenti nel club del presidente D'Amico, però chiaramente oggi la squadra era molto contratta e un po' secondo me questo ha influito anche nella gara della Tiger Brolo, perché la Tiger a vittoria è andata in vantaggio però si è un po' cullata, quindi il fatto che presumibilmente verranno tolti punti a quella che è la più immediata diretta concorrente ha secondo me un po' si è un po' accontentata oggi la Tiger del punto a vittoria. In condizioni normali forse avremmo visto le partite sarebbero anche andate guardando diversamente. la classifica, se eventualmente all'FC Aciriale venissero tolti dei punti, cambia la diretta completamente. inseguitrice sarebbe la San Pio Sarebbe a la 10 coppia. punti.
a 10 punti il campionato sarebbe praticamente finito. Già oggi la Tiger sull'FC ha un margine considerevole, Sì. perché 4 punti a 10 giornate alla fine sono un margine considerevole. Chiaramente lì parleremmo di un campionato che è già finito. Per il resto oggi comunque va sottolineato anche, sempre forse alla luce di quello che è successo, hanno sofferto sia il Siracusa, adesso con il nostro ospite ne parleremo, ma anche la San Pio X, che hanno avuto ragione soffrendo di avversari tutto sommati modesti, la San Pio a Rometta Marea, ma anche il Siracusa in casa con la Cireale che è vero che si è ripreso da quando Criniti ha preso in mano la squadra, sono arrivate 4 vittorie consecutive, sono arrivati anche giocatori di categoria superiore, ma è anche vero insomma che il divario tra le due squadre è enorme. Salvo Calì, allora questo scontro oggi è andato a vostro favore, è stata una partita intensa, le cronache dicono che comunque nessuno voleva perderla, ma soprattutto tutti volevano vincerla, è andata a favore ancora una volta della squadra siracusana, che comunque è lì, voglio dire, con tutto quello che può succedere nelle prossime settimane potrebbe ritrovarsi catapultato sempre di più Non verso sono la molto meta. d'accordo su quello che ha detto il suo collega di studio. Voglio dire, per noi è stata una domenica molto tranquilla, come tante altre domeniche. Siamo effettivamente a 10 punti, però virtualmente siamo anche ad 8 punti, in attesa che la vicenda legale, giudiziaria, sportiva si chiarisca. Faccia il suo corso definitivo. In parte già è stato fatto, quindi poi- adesso aspettiamo che venga definitivamente Volevo chiuso. sottolineare soltanto una cosa, Salvo, scusa se ti interrompo, perché io dico una cosa fondamentale, esistono dei regolamenti, chi sbaglia nella lettura dei regolamenti è chiaro subisce giustamente il risultato, a prescindere positivo o negativo, che la Lega darà. Poi. Faccio un piccolo preambolo, voglio dire, il Siracusa 3 anni fa, sicuramente voi tutti ricorderete, primo in classifica ai 5 punti di penalizzazione, Sì. solo perché non aveva pagato contributi INPS. 5 punti. Parliamo della società che era professionista però. In C1, rischiava, no, avrebbe vinto il campionato. Avrebbe vinto il campionato perché poi lo perse. Senza questi sì. punti avrebbe vinto il campionato in Serie B, quindi forse oggi sarebbe insieme al Trapani in Serie B. Cioè ci dispiace che magari alcuni risultati sul campo sono stati ottenuti con grande sacrificio di tutti. Sono state montate delle polemiche perché l'obiettivo centrale sicuramente è quello di distogliere l'attenzione dal vero problema. Io devo dire, mi diletto in queste cose, lo faccio anche per professione, quindi per me è lavoro quotidiano. Fa l'avvocato, Faccio voglio l'avvocato, dire. quindi, però voglio dire, porto un esempio. Allora, è stato detto che il Siracusa ne approfitta con i ricorsi, vince di qua di là, c'è tutte situazioni. Ho portato l'esempio che è chiaro e lampante per tutti. E parliamo di professionisti dove c'è un giro di soldi di milioni di euro e non Molto di più, molto di non più. i dilettanti. Voglio dire, il Siracusa ha fatto un investimento quest'anno importante. A inizio stagione era stata fatta un'altra squadra perché si pensava con quella squadra di raggiungere l'obiettivo promozione, poi effettivamente si è visto che non era possibile. Quando con l'avvento poi del direttore Finocchiaro, di mister Strano e poi successivamente io a dicembre, Sì. sono stati sostituiti su 22 persone circa 15. È stata rifatta un po' Quindi la è stata squadra. rifondata, quindi il Siracusa ha fatto un investimento importantissimo. I risultati sul campo adesso ci stanno dando ragione. Certo. Noi siamo a 8 punti, a 8 giornate dalla fine, quindi per noi i discorsi non sono assolutamente chiusi. Anzi, noi abbiamo... No, ma allora, è giusto premessa, che sia così, allora, è premessa. giusto che sia così, allora, voglio dire. è chiaro che vi auguriamo, personalmente vi auguro ogni bene, ma è chiaro che recuperare 10 punti, anche perché la Tiger oggi ha lasciato a Vittoria, ha lasciato 2 punti a Vittoria, ma io non credo che in tante altre occasioni la Tiger avrà Però è modo giusto di che il lasciare- Siracusa No, ma per continui. carità, ci ma sono per tanti carità, ci sono io... tanti cambi insidiosi, non è che... Questo sì, Sì, questo sì, sì. Il Siracusa, Questo- la Cireale è venuta da Siracusa sapendo di incontrare una squadra Chiaro. almeno sulla carta molto più forte. Allora se tu giochi 10 giocatori Io dietro la infatti palla, mi riferivo dietro a la quello. palla aspetti e poi cerchi di colpire in contropiede, non è facile fare un gol. No, no. Noi ci siamo riusciti dopo che tutto il secondo tempo ci siamo buttati alla rincorsa, quindi voglio dire io sono credo- 8 giornate che da vivere Certo, ma intensamente, questo dà più senza entusiasmo a cali di tutti, tensione, dà più assolutamente. entusiasmo a tutti perché Allora, però così, io ecco, movimenta. chiaramente si è fatto riferimento alle tante polemiche che ci sono state giustamente negli ambienti vicini all'FC, anche lo stesso direttore Santopalma in persona lo ha detto. In effetti io voglio un po' cavalcare questa tigre. È chiaro che i risultati del campo vengono chiaramente, non dico falsati, ma cambiano. C'è un FC che va a perdere 8-9 punti a tavolino,
È chiaro che Io Non è vorrei dire anche vero solo- che esiste un regolamento e il regolamento va rispettato. Io Sì, sì. Non voglio essere presuntuoso, No, però posso dire e non una- voglio a neanche me mancare di Siracusa- rispetto all'FC a quando me vi dico Siracusa, queste cose. quello che mi riconosce a titolo di rimborso spese, molto spesso, e forse non voglio esagerare, però rispetto a molti allenatori dell'eccellenza, girone A, magari delle province, cioè fosse io, se non guadagno di più, quantomeno alla pari. Cioè Siracusa ha investito anche da questo punto di certo, vista. sì. Cioè, gli interessi del Siracusa Allora, tu che vanno gestiti a 360 gradi, anche da questo punto Che ne di vista. pensi tu, Salvo Castorina? Avere uno staff dietro che ti collabori e che sia esperto di carte federali è fondamentale. È fondamentale. In qualsiasi categoria, perché purtroppo, siccome l'errore ci può stare, Chiaro. bisogna essere bravi, avere le persone competenti che riscontrino l'errore e lo portino a favore della squadra per la quale operano. Sottolineiamo anche che comunque ancora non è stato definito niente, soltanto è stata fatta una comunicazione da parte dell'ufficio tesseramenti. Ancora la Lega deve chiaramente... infatti- No, ma No, dico, no, quello è- io questo parlo è un di- passaggio fondamentale. Però certo, è chiaro che Ma infatti è chiaro lì che è un passaggio anche fondamentale, ricostruiamo un pochettino la vicenda. Bisogna fare i complimenti comunque a Calì, perché in effetti il ricorso è stato magistrale. Sono riusciti a trovare effettivamente una falla. Perché ricordiamo anche brevemente la vicenda, lo Sporting Club Siracusa contesta il fatto che l'FC Acireale con un presidente inibito, perché Sì. Nicola D'Amico era inibito per 6 mesi al momento in cui sono stati effettuati i tesseramenti, non poteva firmare. Tra virgolette i contrattini, Sì, chiamiamoli così, sì. No, i dei tesseramenti. i tesseramenti. Non esiste nessun Esatto, li chiamiamo Inseriti così su- volgarmente. Sì. Firmato i tesseramenti. L'FC cosa risponde adesso? Cosa risponderà? Sostanzialmente loro dicono: è vero, i tesseramenti sono stati firmati, però è anche vero che nel momento in cui è stato fatto il cambio di denominazione, D'Amico comunque risultava il presidente. Insomma, si ingarbuglisce È qui sempre che di sta più. l'inghippo, perché il cambio di denominazione lo abbiamo fatto ad esempio noi lo scorso anno a Paternò, è un'associazione, una Onlus, che si riunisce in assemblea e fa questa associazione, ieri si chiamava Drano, Da oggi- i soci deliberano che si chiami Paternò, ok, votiamo. Quindi quello, un conto è l'aspetto civile, l'associazione in quanto tale, codice civile con le norme, eccetera, l'assemblea e tutto, un conto è l'aspetto sportivo, cioè tu presenti una documentazione alla Lega e la Lega ti iscrive. Questo non significa che perché tu eri inibito non potevi. La Lega ti inibisce a svolgere qualsiasi attività rilevante per l'ordinamento sportivo. Sì, sì. Insomma, Vedremo, abbiamo raccontato solamente i fatti, vedremo certo, poi. chiaro, è logico. Aspetteremo poi la comunicazione ufficiale da parte della Lega. Per chiudere comunque il discorso riguardante questo girone B, voi giustamente fate bene a dire che siete ancora No, ci assolutamente in corsa. Sarà una bella battaglia, a prescindere da quello che sarà poi il risultato legato al riscontro definitivo da parte certo, sì. dell'ufficio tesseramenti e della Lega, però credo che sia sicuramente un girone molto interessante. Invece con Salvo, così per chiudere anche su questo girone, volevo sottolineare la caduta libera del San Gregorio, no? C'era stato un momento in cui sembrava che si fosse ripresa definitivamente, adesso da qualche settimana sta zoppicando ed è ripiombata di nuovo nella zona retrocessione. Hanno fatto dei miracoli fino ad adesso, perché era una squadra che non doveva neanche iniziare, Sì, non ha è vero. fatto la Coppa Italia. Grazie al direttore Marletta e all'allenatore Scrivano sono riusciti a mettere su un organico dignitoso, che nella prima parte del campionato ha fatto discretamente, ma poi a dicembre, quando poi il 70% delle squadre si rafforzano e Chiaro. sistemano le falle, loro, non avendo possibilità economica, sono dovuti rimanere per come erano, e quindi è un dato di fatto. Si è rinforzato la Ciriale 1946, anche se oggi perdendo contro di voi, Una buona insomma, squadra. sì, ha fatto un passo indietro, però credo che sia tra quelle pericolanti più di tutte interessate a salvarsi. Assolutamente, io credo che ci possa arrivare possa tranquillamente, arrivare, no? Salvo? possa superare anche lo scoglio play-out. Sì, lo penso anch'io, e volevo menzionare anche il Modica, che a dicembre pensavamo tutti che avesse smobilitato, E invece? ha fatto quadrato. Gianluca Felicetti fa l'allenatore, Meglio di così. e dentro e fuori mi sa che Ma invece per si chiudere divertono. questa parentesi, Ettore, Sì. è incredibile il caso dello Scordia. Lo Scordia vince tantissime partite fuori casa, ma credo sia la terza o la quarta sconfitta tra le mura amiche. Succede, evidentemente Cosa- sono più sono animati. ad esempio fenomeni che capitano spesso nel professionismo, ma nei dilettanti il fattore campo è Ma lo molto- Scordia è ha fondamentale. avuto anche la fortuna, organico di tutto rispetto, allenatore bravo, società seria, ha avuto anche la fortuna di
di trovare alcune partite su squadre in momenti in cui c'era quasi una perché lo smobilitazione. Scordì è andato a Vittoria, ha vinto e non ha giocato. A Modica ha vinto e non ha Questa giocato. è una bella lettura. Questo è anche il Taormina. Questa è una Quindi bella lettura. È una bella lettura. sono 9-10 punti. Attenzione, quelli che ha fatto sul campo sono tutti meritati, però ha avuto anche questa fortuna che non è da sottovalutare. È vero. Ci dobbiamo fermare, abbiamo un'altra pausa, nel frattempo salutiamo Federica, adesso sarà sostituita dalla seconda penaltina Giulia Bonaccorsi e salutiamo anche Carmelo che rivedremo chiaramente la prossima settimana con un'altra intensa giornata legata al campionato interregionale e di eccellenza. Una buona settimana a tutti i nostri telespettatori e agli appassionati di calcio. Cambio per quanto riguarda questa poltrona tanto ambita delle nostre penaltine e abbiamo adesso la nostra Giulia Bonaccorsi che salutiamo. Ciao Giulia. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Ben trovata. E in postazione e commento tecnico abbiamo Ciccio Rametta che ritroviamo puntuale per parlare tra qualche istante del campionato di promozione. Ciao. Ciao Ettore, buonasera ai nostri ospiti e a tutti i nostri telespettatori. Benissimo, sono rimasti con noi i nostri due ospiti, ci sarà un cambio poi tra i gironi del campionato di promozione, avremo un ospite, un mister di prima categoria. Per adesso subito i risultati e la classifica del campionato di promozione, lo facciamo subito con il girone A. Fulgatore Dattilo 0-1, Montemaggiore Delfini Vergine Maria 3-1, Castellammare Favignana 3-2, Cefalù Strasatti 3-0, Città di Carini Monreale 1-5, Cus Palermo Real Calcio 0-1, Paceco Salemi 3-0, Riposa Ligni Trapani. Da sottolineare che con questa vittoria il Paceco, in uno scontro quasi diretto con il Salemi, si porta in vetta solitaria in questo girone A del campionato di promozione. Guardiamo la classifica al completo. Paceco 42 punti, Dattilo 41, Salemi 38, Cefalù 38, Monreale 35, Ligni Trapani 34, Castellammare Calcio 94, 30 punti, Montemaggiore 29, Real Calcio 26, Favignana 23, Cus Palermo 22 punti, Fulgatore 21, Delfini Vergine Maria 18, Città di Carini 11, chiude la classifica Strasatti con 9 punti. Ecco, il Paceco in testa con 42 punti, però Ciccio alcune partite dovranno essere recuperate, qualcuno ha già effettuato la sua giornata di riposo, ancora è una classifica apertissima, nel frattempo la possiamo anche rivedere insieme al tuo commento tecnico. Sì, senz'altro Ettore, ne parlavamo settimana scorsa, diciamo che gli esercizi di equilibrismo dobbiamo sempre farli nell'analizzare la classifica. Però volendoci attenere alla giornata di oggi, il primo dato che mi viene all'occhio è quello che non c'è stato alcun pareggio in questo girone A del campionato di promozione, quindi le squadre ci hanno dato dentro e hanno lottato per i 3 punti, quindi questo ha fatto uscire fuori delle partite molto interessanti. 23 gol segnati tra l'altro, quindi tantissimi gol, ma questo è un po' un comune denominatore oggi anche con gli altri gironi che dopo vedremo. Una breve analisi, allora, in testa c'era questo scontro a vertice, l'ha stravinto il Paceco 3-0 e leadership solitaria della classifica. Il Dattilo è rimasto in scia, è andato a vincere 1-0 sul campo del Fulgatore, mentre ottime performance anche per le altre due squadre che al momento sono in zona playoff, Cefalù e Monreale, che hanno vinto molto bene. Abbiamo poi una zona di mezzo, diciamo una sorta di purgatorio in questo girone A che coinvolge tante squadre, mentre hanno perso tutte le ultime 5 e quindi questo ha fatto sì che siano un po' aumentate le distanze nella zona play-out, anche se comunque diverse squadre possono ancora sperare di tirarsi fuori. Rimaniamo un attimo con la classifica cortesemente, grazie al nostro regista, perché la volevo un po' commentare con Salvo Calì. Il girone è molto intenso, anche troppo. O sbaglio? Io non conosco il girone, quindi assolutamente neanche le squadre. Però ci fa piacere che soprattutto le trapanesi stanno lottando per guadagnarsi un posto al sole, no? Trapani vive un momento positivo. Un momento di grande... Tutta la luce che riesce ad attrarre il Trapani Calcio. Tra l'altro con viene una smistata buona un po' possibilità su tutta- addirittura di andare in Serie A, voglio dire. Credo che se la giocherà, no? Beh, io credo è bene fermarsi dopo un Vabbè, piazzamento. questo sì. Meglio non fare il passo più lungo della gamba. Non Però si sa su mai. queste squadre io credo che anche il Cefalù può dire la sua, non so se sei d'accordo, non conosci proprio dettagliatamente il girone. Però vedo che comunque sono nei giri di 4 punti. Sì, con qualche partita anche da Sì, recuperare. Da recuperare.
assolutamente Salvo, hai aperto. modo di seguire invece tu il Ma anche il girone A? Salemi, Monreale, che sono delle nobili decadute, quindi hanno sempre fatto bene anche negli anni passati in eccellenza. La tradizione certe volte la fa tradizione tanto, fa tanto, e quindi infatti. penso che vogliano ritornare a categorie che gli competono. È vero, è vero. Adesso parliamo del girone B di promozione, subito i risultati di questa settima giornata, oggi domenica 9 febbraio 2014. Torregrotta, Atletico Villafranca 2-1. Riviera Messina Sud, Castelbuono 1-1. Pistunina, Città di Milazzo 3-2. Castelbuonese Ghibellina 2-1. Ciappazzi, Randazzo 2-0. Fiume Freddese, Sant'Agiolese 0-1. Mamertina, Sinagra Calcio 1-0. Riposa, Sporting Taormina. Vittoria importantissima della Castelbuonese che, vincendo in casa con la Ghibellina, vola a questo punto in testa in questo girone B del campionato di promozione. Guardiamo la classifica e poi sentiremo anche il commento di Ciccio Rametta. Castelbuonese 48 punti, Sporting Taormina 45, Città di Milazzo 43, Sant'Angiolese 39, Pistunina 36, Ciappazzi 30, Mamertina 30 punti, Sinagra 26, Randazzo 26, Torregrotta 23, Fiume Freddese 20, Castelbuono 19, Riviera Messina Nord 15, Ghibellina 10, chiude la classifica Atletico Villafranca con 7 punti. Allora, la Castelbuonese, lo Sporting Taormina e il Città di Milazzo hanno già riposato, per cui a questo punto orientativamente nella zona alta della classifica, la classifica stessa mi sembra abbastanza delineata, e sottolineiamo anche che il Città di Milazzo con questa sconfitta ha un po' forse compromesso la sua rincorsa al primo posto. Sì, diciamo compromesso magari è una parola forte, sicuramente era un turno che doveva sfruttare meglio, anche se è andato a giocare fuori casa contro una signora squadra, perché questo Pistunina non smette di sorprenderci settimana dopo settimana. Diciamo quindi, hai detto giustamente tu, le prime 3 squadre con oggi che riposava lo Sporting Taormina hanno tutte e 3 esaurito il turno di riposo, quindi da ora in poi giocheranno sempre fino alla fine. Io penso che fino alla fine ci saranno diversi cambi al vertice, secondo me questo girone si risolverà proprio alla fine, vicino al traguardo. Venendo ad oggi, la Castelbuonese ha vinto, seppur di misura, contro la penultima in classifica Ghibellina. È noto che sia la Ghibellina che l'Atletico Villafranca hanno venduto a carissima la pelle, hanno perso solo di misura. Questo testimonia di quanto è equilibrato il girone. Anche qui c'è stato solo un pareggio. Questo turno in promozione i pareggi proprio si contano sulle dita di una mano, e 17 gol segnati. La partita più bella è stata quella di Pistunina con questo 3-2 dove è caduto il Milazzo. Per chiudere sottolineo sempre i 6 punti di vantaggio del Pistunina con la prima inseguitrice in ottica playoff. Questo ci fa pensare a un girone abbastanza definito. Mentre in fondo c'è il Castelbuono che ad oggi disputerebbe i play-out, però ha 2 partite in meno, quindi tutto può succedere. Allora, tutto può succedere in questo girone, forse è un girone un po' più seguito da voi, no? Nel senso che magari è un po' più vicino alla provincia catanese, quindi viene più facile quantomeno individuare certe squadre, no? C'è Taormina che vive un bel periodo. Anche troppo, Che è in eccellenza. sì, infatti. Però io non voglio parlare del Taormina, ma voglio parlare del Milazzo. Che ne Città di pensi? Milazzo. Anche questa sconfitta non credo che possa pregiudicare No, la possibilità di assolutamente no. inserirsi No, ma per la sono vittoria alla fine finale. nel giro di 3-4 punti, quindi Sì. tutto ancora è risolvibile nel giro delle prossime giornate. Anche Città di Milazzo è un'eterna decaduta, quindi voglio dire- anche un'altra piazza importante dove la gente reclama calcio di buon livello. Tra l'altro un girone, quello messinese, che l'anno scorso forse regalava più emozioni, quest'anno a parte 3-4 squadre, insomma il resto arrancano un po', no? Ma sicuramente La sofferenza è una c'è per questione di tutte. investimenti. Ma comunque un po' più dal punto di vista del tasso tecnico è un po' meno elevato, Sì. perché non essendoci le catanesi, perché di solito ogni anno sono messinesi e catanesi, Sì. no? Quindi dal punto di vista proprio strutturale avere squadre catanesi aumenta il tasso tecnico, perché nell'Interland ci sono molti più giocatori, Chiaro. quindi lì la Castelbuonese sta facendo bene perché oltretutto ha preso giocatori di categoria a dicembre. Il Taormina già aveva un ottimo organico l'anno scorso in prima categoria. Ma il Taormina se E lo- va in eccellenza, ci sarà il derby poi in eccellenza. Non si capisce questa cosa. Ma anche io là ogni domenica cerco di darvi una Ma spiegazione. anche lì Castelbuonese e Castelbuono credo che siano dello stesso. Sì, e infatti. quindi, il problema è che il campanilismo fa sì che ci siano 2 o 3 squadre per paesino e non ha neanche Ma quanti senso, no? soldi direi? Perché voglio dire, 2 società
sarebbe meglio farne una sola. Il problema è che però nei paesi è così, no? È così. Non ci sarebbero mai derby. Non ci sarebbero mai ma derby. ci sono anche le fazioni, no? Ci sono È troppi giusto, campanilismi. è bello. Anche tra quartieri quasi, infatti. anche quasi tra quartieri. Sono partite Però poi, speciali. almeno questo nuoce alla categoria. Chiaro. Certo. Allora, al progetto. voglio congedare Salvo Calì dicendo che lo aspettiamo prossimamente, sperando anche insomma, nella presenza di mister Strano. So che voleva venire, è stato impegnato all'ultimo. Scusa, sì, No, assolutamente. Aveva qualche problema con i genitori che sono un po' anziani, quindi d'altra parte. ringrazio comunque per l'invito. Benissimo, allora speriamo di averlo prestissimo e chissà, magari trovarci insieme all'FC Aciriale per cercare di trovare tutti insieme una spiegazione anche su quello che potrebbe essere, insomma... Penalty diventa forum. Diventa un po' un dibattito, potrebbe venire fuori un dibattito interessante, no? Assolutamente. Pronti? Da Voi siete da pronti? parte- Ecco, ma assolutamente. sicuramente Da parte anche nostra, massima l'FC Aciriale sarà pronto Ma- eventualmente per darsi Ma una poi, giustificazione. dico, spezzo una lancia, siccome è un calcio dilettantistico e ci conosciamo tutti, Sì. alla fine il Siracusa non sta né rubando nulla Certo, o sta certo. facendo qualcosa contro i regolamenti. Certo, Stanno certo. applicando I regolamenti. regolamenti. Perfetto. Quindi- Va bene, allora auguriamo in bocca al lupo alla squadra del Siracusa per il buon proseguo del campionato e vi aspettiamo prestissimo. Ringrazio voi per l'invito di nuovo, porti i saluti del presidente e di tutti i Siracusa Calcio. Benissimo, grazie, un saluto a tutti gli sportivi siracusani. Ci dobbiamo fermare perché adesso parleremo tra poco degli altri 2 gironi del campionato di promozione e avremo un nuovo ospite all'interno della nostra trasmissione. Ci vediamo tra poco. Ritorniamo a parlare del campionato di promozione, subito però diamo il saluto e il benvenuto a penalty all'allenatore Giovanni Garofalo, ex allenatore del San Giovanni La Punta di prima categoria. Ciao Giovanni, Salve, ben trovato. buonasera a tutti. Poi ci racconterai che cosa è successo, senza chiaramente vena polemica, però non riesco a capire come un allenatore che messo bene in classifica poi insomma subisca un esonero. Nel calcio dilettantistico Ci può stare. ci sta anche questo, sì. Ci sta, Salvo? Ci sta, benissimo. Allora, subito i risultati di promozione, parliamo del girone C. Rarinantes Atletico Pedara 4-1. Atletico Catania Comprensorio Normanno 2-2. Sicula Leonzio Pachino 1-0. Aci San Filippo Real Aci 2-1. Real Avola Sport Club Palazzolo 1-3. Agira Nissoria Sporting Priolo 1-2. Sporting Battiati Troina 1-2-1. Riposa Giarre. In poche parole, in questo girone, con il fatto che il Giarre oggi ha riposato, c'è stata la possibilità della Sicula Leonzio di guadagnare qualche punto, tenendo presente che deve anche recuperare una partita, così come deve recuperare una partita il Giarre. Guardiamo la classifica al completo, però insomma non credo che sia attualmente una classifica ben chiara, perché ci sono troppe partite da recuperare in questo girone C del campionato di promozione. Giarre Calcio 45 punti. Sicula Leonzio 43. Comprensorio Normanno 39, Sporting Battiati 38, Sport Club Palazzolo 33, Atletico Catania 32, Sporting Priolo 32, Real Aci 31 punti, Pachino 27, Aci San Filippo 27, Atletico Pedara 19, Troina 15, Rarinantes 14, Agira Nissoria 11, Real Avola 11 punti. Qualche partita da recuperare, qualche squadra ha già effettuato il turno di riposo, insomma è un girone quello C di promozione un po' ingarbugliato, Ciccio Rametto. No, è un girone secondo me entusiasmante. Sì, su questo siamo tutti È d'accordo. entusiasmante perché gli spunti che offre questo girone sono infiniti. Mai avremmo pensato, forse un mese fa, che tra questi spunti ci sarebbe stato anche il discorso di vertice. Invece da qualche settimana è così. Oggi il Giarre riposava e entrambe le squadre, Giarre e Sicula Leonzio, erano state impegnate in Coppa in settimana con risultati alterni. Qualificazione per il Giarre, sorprendente eliminazione per la Sicula, che è stata fermata in casa dalla Rarinantes ed eliminata. Venendo ad oggi, il Giarre riposava e la Leonzio ha faticato tantissimo contro il Pachino, che si è confermata una squadra molto ostica.
Niente di strano infatti che qualche settimana fa aveva fermato il Giarre sul suo campo. Una squadra che a quanto vedo dai risultati non l'ho vista giocare, probabilmente avesse qualche attaccante più prolifico avrebbe potuto dire la sua molto in alto, perché ha una difesa veramente ottima. E oggi ha perso... L'ha preso l'attaccante. Buda. Lui è informatissimo. Forse si deve sbloccare allora, perché segnano poco. L'anno scorso faceva la Serie D col Città di Messina. Sai, potrei sbagliarmi, ma nelle ultime 3-4 partite non hanno fatto un gol. Quindi 0-0 a Giarre, 0-1 oggi, altre partite. Quindi subiscono pochissimo, ma segnano poco. Venendo E a... i gol sono vitali, perché quando hai un'ottima difesa non puoi fermarti ai pareggi. Anche vincendo potresti acquistare punti importanti. E quindi il Giarre riposava, la Leonzio ha vinto. -2, entrambe le squadre hanno una partita in meno e in attesa dello scontro diretto penso che questa partita in meno sarà decisiva per entrambi. Certo. E andando giù, altra partita interessantissima era quella tra Atletico Catania e Comprensorio Normanno, una partita che a quanto sto leggendo lascia diversi strascichi polemici. È finita 2-2 con un pareggio in extremis del Comprensorio Normanno Paternò, trascinato dall'eterno Pannitteri, anche se il gol era segnato... So che ha fatto gli ultimi 20 minuti Sì, in campo, ma leggo alla grande. E il gol l'ha fatto ancora una volta Di Mauro, che si sta contendendo con la Leo del Giarre il titolo di capocannoniere del girone, 2-2. Poi abbiamo avuto Palazzolo, Sporting Battiati e Sporting Priolo, tutte e tre vittoriose. E davvero pensare che molte di queste squadre resteranno fuori dai playoff dispiace. Chiudo dicendoti che in coda la Rarinantes ha fatto una grande vittoria per 4-1, quindi è andata avanti in Coppa, ha vinto oggi, probabilmente si è assestata bene. E ti dico che ci sono ben 8 punti tra la quintultima e la sestultima. Ciò vuol dire che i playout sono definiti, per i playoff ci sarà da divertirsi. Incredibile. Riguardiamo un attimo la classifica perché la voglio commentare con i nostri due ospiti. La prima domanda la faccio a Giovanni. Insomma, mi sorprende il fatto che Pannitteri cambi ruolo e su questo io cerco di capire. O un giocatore fa il giocatore o l'allenatore fa l'allenatore, perché poi voglio sottolineare anche che entrambe le cose nella stessa società non sono fattibili, quindi qualcuno mi dovrebbe spiegare un po' meglio il regolamento. Sì, al di là del regolamento poi non credo neanche sia molto conveniente una cosa di questo genere, nel senso siamo che in poi, Italia, Ettore. Sì, ma voglio dire, esistono i regolamenti, poc'anzi abbiamo parlato che i regolamenti vanno rispettati, allora sotto questo punto di vista dovremmo anche un po' capire bene, i ruoli devono essere ben definiti già al momento del tesseramento. Chi deve fare l'allenatore ha un suo albo e quindi fa l'allenatore, chi fa il giocatore viene tesserato solo da calciatore e allora non è fattibile questo scambio. Non so nel dilettantismo, dico la verità, io in prima categoria mi ricordo che fino a qualche anno fa si poteva fare questo discorso ma si può fare. di allenare e giocare. Bisogna non si può sospendersi fare. dall'albo degli allenatori. Ma credo per sia fare molto calciatori. semplice, cioè No, il giocatore, si il può Pannitteri fare, si in può questione fare. è tesserato come calciatore Allenatore- e poi c'è qualcuno tesserato come allenatore. darsi. È allenatore e giocatore, No, ma anche, io- anche in Inghilterra in Serie A si può fare, perché Sì, Vialli come faceva il... Vialli, Esatto. e Sì. nei dilettanti sapevo fino a qualche anno fa che si potesse Chiederemo fare. informazioni, Vabbè, ma in modo Ettore- che così possiamo non vorrei- capire bene. Ettore dice così perché vorrebbe allenare lui. quindi- No, beh, No. Vorrebbe beh, è pure finito. giocare, vorrebbe fare l'allenatore. Però ritorniamo al calcio comunque, giocato. Anche se era molto preparato. Sì. Assolutamente. Io l'ho avuto allenatore. Anch'io. Io ho allenato Salvo Castorina al tempo dell'Atletico Catania. infatti. Allora, Giovanni, ritorniamo al calcio giocato, Sì, a sì, parte insomma le polemiche che sono comunque sempre spicciole, non vogliono offendere nessuno. Parliamo di questo Giarre e di questa Sicula Leonzio. Ma io tifo Leonzio perché ho tanti amici lì, da Peppe Leonardi, il presidente che è stato un mio giocatore per diversi anni, a Pierpaolo con cui siamo colleghi anche insegnanti di educazione fisica, e, insomma ho tanti amici, Alessandro Trovato, di questi giocatori lì, quindi tifo Leonzio, ma oltretutto ho l'impressione già da qualche settimana che il Giarre inizia a sentire un po' sto fiato sul collo. Beh, ha tirato la carretta per sì, tutto il campionato, sì, io no? sono convinto che in questo momento la Leonzio ha più probabilità, nonostante 2 punti in meno. Vedo sempre che storicamente chi è poi in rincorsa alla Certo, fine è Salvo distante. Castorina finirà così che la Sicula Leonzio rischia un po' di far soffrire il Giarre? Come vedi tu questa situazione, questa lotta? Io le ho viste giocare e devo dire che la Leonzio ha giocatori molto più esperti, molto più abituati a vincere questi campionati. Leonzio che ha acquistato anche adesso Di Mauro, no? Sì, Insomma, certo. nome In storico settimana, del calcio sì. siciliano, Certo. anche se è un 79, voglio dire, non è neanche tanto giovanissimo, Gaetano fa la differenza. Sì, è Dico un giocatore fino importante. a qualche mese fa era a Siracusa. in Sì, eccellenza. voglio dire. Quindi secondo me
la Leonzio è molto più esperta, il Giarre potrebbe, perché ha un organico giovane, non sono male, hanno Sottile che non è male, Leo, non sono male, però sai, vedere una squadra che da dietro non molla, in questo caso il potere logora a chi ce l'ha in questo caso, non chi non ce l'ha, chi ce l'ha. È vero. Comunque entrambe le squadre sono guidate da due signori allenatori. Questo lo sappiamo, su questo insomma nessuno pensa ci abbia Però detto. inseguire è sempre più facile che essere inseguiti. Anche il Palazzolo non è male, anche se ha tardato, anche il Palazzolo non è male. Ti volevo chiedere qualcosa sul Real Avola, ma non te lo chiedo perché siamo terribilmente in ritardo, però tra non molto te la faccio questa domanda, perché devo chiudere il tabellino di promozione facendo subito il quadro completo del girone D, in modo che così poi andando dopo in pubblicità parleremo anche del campionato di appartenenza attualmente di Salvo Castorina, che è quello di prima categoria, senza nulla togliere comunque a questo campionato, è lavoro. Guardiamo il tabellino del girone D del campionato di promozione. USA Sport Accademia Empedoclina 3-0, Canicattì Comiso 2-0, Libertas 2010 Ribera 1954 0-3, Real Biscari Jobbing Santa Croce 0-0, Sciacca Mussomeli 1-2, Aragona Sporting Club Racalmuto 1-1, Riposa Atletico Gela e Aquila San Michelese. Il Ribera ancora una volta vince fuori casa, ha già effettuato insomma il suo turno di riposo, come mai? È logico tutto questo. Guardiamo la classifica, anche se insomma già guardando la classifica ci rendiamo conto che i giochi soprattutto per quanto riguarda il primo posto sono fatti ormai da parecchie settimane. Guardiamo comunque il tabellino completo. Ribera 54, 47 punti, Mussomeli 39, Libertas 2010 32, Sporting Club Racalmuto 31, Canicattì 30 punti, Sciacca 29, Comiso 26, Aragona 24, USA Sport 22, Jobbing Santa Croce 21, Atletico Gela 19, Accademia Empedoclina 17, Real Biscari 10, Aquila San Michelese 7 punti. Ricordiamo che lo Scicla è stato escluso dal campionato dopo la quarta rinuncia. Ti do solo 30 secondi, se no rischiamo di essere ripetitivi su questo girone D del campionato di promozione. Sì, sarò sintetico, diciamo che il Ribera è l'unica squadra tra i quattro gironi che non sbaglia un colpo, e quindi bando alle ciance, sicuramente a un passo, solo la matematica, si aspetta solo la matematica per questa promozione. Vittoria per 3-0 tra l'altro in un campo di una signora squadra come la Libertas 2010. 13 gol segnati, 2 soli pareggi e tante squadre che sperano nei playoff. Sciacca che ha 2 punti di penalizzazione che sarebbero stati importantissimi, Comiso e Aragona che insidiano le altre. Benissimo, 30 secondi sono sufficienti per questo girone, no? Credo che loro siano assolutamente pronti, non per andare a disputare il campionato di eccellenza, ma credo anche per l'interregionale, perché già vengono dall'interregionale. Si sono visti defraudati da qualcosa che avevano in mano in maniera incredibile. E quindi hanno rifatto, ora la dirigenza non è la stessa, perché ha cambiato tutto. Però i programmi sono quelli. Una piazza importante come Ribera merita ampiamente categorie superiori. Ed è giusto fare, se ci sono le possibilità, squadre importanti per stravincere il campionato. Prima di andare in pubblicità, Real Avola, insomma, sono partiti malissimo, si sono riorganizzati. Hanno avuto anche forse un fuoco di paglia, adesso oggi hanno perso. Che cosa succede? Recuperare troppi punti poi è sempre molto difficile, no? Per salvarsi. Anche lì ci hanno pensato in ritardo. Io sono stato più volte vicino ad essere ingaggiato come direttore. Il posto è bellissimo, la piazza è importante. Spero che la nuova dirigenza sia quella giusta per ritornare a fare qualcosa di bello, perché il paese lo merita e hanno una fame di calcio esagerata. Lì c'è il triangolo, Avola, Noto, Palazzolo, che è importante, dove il calcio veramente è un riferimento importante. Certo, c'è anche Pachino. Ci dobbiamo fermare, dobbiamo soltanto salutare il nostro Ciccio Rametta, che rivedremo la prossima settimana, naturalmente per continuare a parlare e vivere questi gironi del campionato di promozione che sono sempre molto intensi. Sì, sempre più avvincenti. E una buona settimana a tutti. Benissimo, ci dobbiamo fermare come al solito per lanciare la pubblicità. Abbiamo la qui presente penaltina, la nostra Giulia Bonaccorsi. Restate ancora con noi.
Mettiamo da parte il campionato di promozione, abbiamo anche già salutato Ciccio Rametta, adesso invece diamo il benvenuto ad Antonio Borzì perché con lui parleremo di prima categoria. Ciao Antonio, ben trovato. Buonasera a tutti quanti. Subito la schermata dei gironi che andremo a trattare in modo dettagliato dopo. Prima quella veloce, senza schermata, con Antonio parliamo dei gironi di prima categoria un po' lontani dalla provincia catanese, però che comunque vanno sempre seguiti. Giusto Antonio? Facciamo la nostra solita carrellata dei gironi che non seguiamo direttamente, girone B, il C, D e H. Beh, andiamo a ritroso, andiamo con l'H perché c'è Sogela che ormai fa quello che vuole, oggi ha vinto 12-0, quindi... Anche questa è una cosa che è una cosa si dovrebbero un pochettino, un po' anche fermare, cioè in certi livelli dovremmo un po' fare altri discorsi. Comunque nel girone B vince il Casteltermini che si riconferma al primo posto, c'è stato il big match fra il Prizzi e il Cattolica Eraclea con la vittoria del Prizzi nei confronti dei quarti in classifica. In questo caso, per chi voresse approfondire anche la classifica eccetera, il Città di Giuliana risulta ultimo in classifica ma ha ben 4 partite in meno, quindi siamo con quel discorso che facciamo pure per la promozione, da leggere bene la classifica. Nel girone C si conferma perde la prima, la Stefanese, a 43 punti e si avvicina a Città di Mistretta che vince invece, si conferma al secondo posto. E in questa giornata invece il Longi è sempre più ultimo, come dicevamo la scorsa settimana, e perde anche in questa giornata. Nel girone D invece il Meri è primo a 41 punti con una gara in meno, quindi l'Iniziativa che è terza invece pareggia contro il Barcellona Porzigotto. Quindi abbiamo una classifica in cui il Meri allunga nei confronti delle dirette inseguitrici. Bene, è stata velocissima, insomma, è stato velocissimo il quadro senza schermata dei gironi di prima categoria, quelli che non trattiamo in modo dettagliato, mentre invece adesso subito i risultati con la schermata del girone A di prima categoria. Anche lì, insomma, devo dire che il Borgata Terrenove probabilmente ha già un piede in promozione. Guardiamo i risultati. Partini Caudace, Bonagia Sant'Andrea 5-0. Bolognetta, Borgata Terrenove 2-2, Sparta Palermo, Campobello 1-0, Bagheria Città di Casteldaccia 0-2, Iatina Promonreale Donorione 0-1, Città Isola delle Femmine, Equip Comprensorio Palermo 0-2. Ho detto bene, anche se ha pareggiato il Borgata Terrenove, insomma è sicuramente in questo momento la squadra da battere. Facciamo vedere la schermata e il commento subito anche di Antonio Borzì. Allora, leggendo la classifica ovviamente il Borgata Terrenove ha un grande vantaggio nei confronti della seconda, ma oggi sembra quasi che sia un penalty con vena polemica, perché in questa settimana in Coppa Sicilia è successo qualcosa di strano, c'è stata una grandissima polemica sul Borgata Terrenove che ha vinto 14-3 contro il Bagheria e aveva perso prima col Partinico 7-0. Questo 14-3 ha fatto storcere il naso a molti perché ci sono stati 8 autoreti negli ultimi minuti, quindi si prevede... strano. Pensare male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Però, in questo caso ci sono però la Procura Federale sta indagando, quindi non si sa bene, anche perché il pareggio di oggi probabilmente è legato a questo ambiente che un pochettino sente il fiato sul collo anche della Procura. Da altri punti di vista non c'è molto da dire, c'è soprattutto da attenzionare in questo girone la zona play-out, che è una zona che è sempre aperta perché Bolognetta, Donorione e il Pro Monreale sono a 22 punti, non si possono ritenere salvi. Succede veramente di tutto. E adesso parliamo del girone E di prima categoria, diamo subito la schermata con i risultati di questa settima giornata di ritorno, oggi domenica 9 febbraio 2014. Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi 2-0, Trecastagni, Calatabbiano 3-3, Real Santa Venerina, Città di Aci Catena 2-2, Ionica Football Club, Messina Sud 1-0, Desport Gaggi, Milo 1-1, Lineri Mister Bianco, Robur 2-1, Sporting Club Giardini, Russo Sebastiano 1-1. È finita in parità la partita scontro diretto tra il Trecastagni e il Calatabbiano, 3-3 pirotecnico, commento tecnico veloce e poi dopo parliamo un po' di questo girone insieme al nostro ospite Salvo Castorina, direttore sportivo dell'Aci Sant'Antonio, e indirettamente parliamo anche giustamente con Giovanni che conosce bene queste squadre che fanno parte di questo girone del campionato di prima categoria. Allora, le scorse settimane diciamo quasi che il Trecastagni era irraggiungibile, una nobile decaduta, hanno un metodo anche di lavoro durante la settimana differente rispetto alle altre squadre. Però il Calatabbiano si deve mangiare le mani perché le scorse settimane ha perso diversi punti. Questa partita poteva essere rovente, è stato un 3-3 nonostante il fatto che nelle scorse settimane ha perso 5-6 punti per avvicinarsi al Trecastagni perché ha fatto...
Perfetto, ha perso 6 punti, quindi in questo caso era lo scontro diretto e poteva anche sperare di arrivare prima in classifica. Da altri punti di vista possiamo anche vedere, anche in questo caso, nessuna squadra può attuare quel meccanismo del regalare punti, fra virgolette. Purtroppo siamo in prima categoria, se in queste categorie anche questi discorsi si devono fare, perché possono essere risucchiate anche loro nella zona play-out. Basta pensare che l'ultimo posto fra Sporting Club Giardini e Linea Mister Bianco è combattuto, tutte e due sono a 12 punti. Aci Sant'Antonio che a questo punto mira al migliore piazzamento, come detto proprio in apertura di trasmissione, salvo Castorina. Sì. A questo punto puntate dritte al secondo posto cercando di raggiungere questo Calatabbiano che comunque insomma i punti li ha fatti fino adesso. Di fatto noi a dicembre abbiamo allestito un organico importante mettendo dentro qualcosa che ci mancava e i risultati stanno dicendo che forse ci manca qualcos'altro. E quindi siamo lì ad inseguire. Forse qualche punto perso prima di dicembre? No, anche qualche punto perso dopo dicembre, perché abbiamo, a torto a ragione, abbiamo rivoluzionato l'organico. Ci vuole un momento di assestamento. E quindi allenatore nuovo, giocatori nuovi, abbiamo pagato. Non è facile, non è facile. Si deve trovare l'amalgama del gruppo. Quella fase di rodaggio, non sono frasi fatte, cioè non, è vero, non sono qui neanche a giustificare perché siamo terzi, perché siamo lontani, però è un dato di fatto, è una cosa che tu inizi a luglio e hai un periodo di crescita costante, una cosa che tu sei a dicembre. Con i risultati che devono venire subito, immediati. Dal mercato li metti in campo e quindi... Io li ho affrontati in amichevole proprio nel momento in cui avevate preso Mauro e qualcun altro, Luca Pacini. Insomma, Giovanni, ma vedi meglio il Trecastagni oppure questa salita della Aci Sant'Antonio e questo Calatabbiano che comunque i punti, come ho detto poc'anzi, li fa sempre? Guarda, il Calatabbiano non lo conosco bene il Trecastagni, conosco bene loro, ripeto, li ho affrontati anche in amichevole e poi conosco tanti giocatori. Devo dire che l'Aci Sant'Antonio, secondo me, poteva fare qualcosa in più e sono convinto che ha le carte in regola per arrivare secondo, perché il Calatabbiano comunque qualche punto per strada lo va perdendo più di qualcuno. È vero. È chiaro che loro devono cercare di non fare più dei passi falsi come mi quello raccomando, di cui non fate più passi falsi. Noi potenzialmente siamo a 2 punti perché abbiamo una partita da recuperare, quindi siamo a 2 punti al secondo posto con lo scontro diretto in casa. E quindi tutto è ancora aperto. È aperto anche nel girone F perché anche lì insomma, il girone F è un girone intensissimo. Coltelli, diciamo. Guardiamo i risultati e poi subito il brevissimo commento tecnico di Antonio Borzì. Real Adrano, Città di Catania 1-4, Città di Valverde, Città di Maletto 3-0, Ciclope Bronte, Città di Randazzo 3-2, Belpasso, Cometa Biancavilla 0-2. Città di Mascalucia, NBI Mister Bianco 2-1. Real Città di Paternò, San Giovanni La Punta 3-0. Gravina San Paolo, Tre Mestieri e Tenneo 0-0. Lo abbiamo detto, è un girone molto intenso, quindi possiamo parlarne poco perché da parecchie settimane che il gioco un po' è a 3. Antonio. Diciamo che il gioco è a 3, però questa settimana sta diventando a 2 perché Città di Randazzo ha perso. Sì. E se ci ricolleghiamo a quello di Ignazio Refice. Dicevamo la scorsa settimana il Ciclope Bronte contro il Città di Catania aveva venduto cara la pelle, quindi è un girone dove si deve lottare ogni settimana, dove se la vedranno poi alla fine Città di Valverde e Città di Catania. Attenzione anche per le squadre di metà classifica che saranno l'ago della bilancia. È vero. Subito il girone G, lo facciamo con i risultati, parliamo di un girone che prevede le squadre del Siracusano e del Ragusano. Risultati. Ellenica, Atletico Scicli 1-1. Carlentini, Belvedere, sospesa. Atletico Militello, Città di Canicattini, 0-1. Città di Augusta, Megara Augusta, 2-4. Floridia, New Pozzallo, 1-1. Frigintini, New Team Ragusa, 2-3. Marina di Ragusa, Sporting Eubea, 1-2. Il Marina di Ragusa perde, ma continua ad essere sempre il leader di questo girone G del campionato di prima categoria. Antonio. Era stato un girone governato dal Belvedere per lunghissimo tempo, c'è stato il sorpasso la scorsa settimana del Marina di Ragusa che perde questa settimana e Belvedere è stata sospesa la partita, quindi il Belvedere può ancora dire la sua e attuare un nuovo sorpasso. Il Pozzallo, che ha avuto una grandissima ripresa nel corso del girone di ritorno, ha avuto tante vittorie, poi si è fermato un pochettino, ha pareggiato in questa giornata. Da attenzionare soprattutto anche in questo caso alla zona play-out, perché io tengo particolarmente anche a guardare la parte bassa della classifica, perché arrivare in prima e mantenerla è molto importante.
Lo sguardo è sempre l'Atletico Militello, che ha rinforzato l'organico e che sta dicendo la sua e si sta risollevando pian pianino. Dispiace però vedere questo Città di Augusta ultima in classifica. L'anno scorso una bellissima esperienza, salvo poi insomma è successo di tutto nel giro di 7 giorni, da un possibile playoff importante ad una debacle incredibile, impicchiata libera. Da un possibile primo posto, perché infatti, noi siamo arrivati l'anno scorso allo scontro diretto allo scordi ad un punto. Ad un punto. Però è anche vero che venivamo da una situazione societaria particolare, perché il presidente Cacciaguerra, persona per bene e distinta, era stato abbandonato da chi aveva fatto qualche promessa e quindi si è visto costretto a ridimensionare, abbandonare. perché di fatto l'anno scorso quella era la squadra più forte in assoluto. È vero, ne sono pienamente convinto. Giovanni, guardando la classifica, se cortesemente un attimo magari la rimettete velocissimamente, parliamo dell'ultimo girone che abbiamo trattato di prima categoria, ovvero il girone G, vedo che comunque il Belvedere per tradizione è abituato a lottare in queste categorie, quindi anche se attualmente il Marina di Ragusa è in vetta, hanno le stesse, qua non c'è il discorso della partita in più, no, in meno, non c'è riposo. Beh, sono lì. Se la gioca allora. Giocheranno penso ormai fino alla fine. Cioè, Belvedere che ha questa situazione di partita sospesa, si deve un pochettino analizzare questo. Benissimo, benissimo. Allora, adesso c'è un momento dedicato al calcio giovanile. Lo facciamo noi spesso all'interno della nostra trasmissione. Nel frattempo saluto Antonio Borzì, con lui abbiamo parlato del campionato di prima categoria. Al rientro, dopo il servizio dedicato alla scuola calcio Città di Mascalucia, parleremo velocissimamente del calcio a 5 che ha vissuto proprio in questo weekend una trionfale esperienza europea. Ci guardiamo il servizio di Lorena Gulisano, parliamo di penalty, parliamo della scuola calcio Città di Mascalucia. Siamo con uno degli istruttori della scuola calcio della città di Mascalucia, Salvo Impellizzeri. Quali sono gli obiettivi primari della scuola calcio? Beh, gli obiettivi primari della nostra scuola calcio sicuramente, al di là di quelli che possono essere gli obiettivi sportivi, sono sicuramente quelli di cercare di inculcare nei giovani i valori importanti della vita, la lealtà, l'amicizia, la socializzazione, la sportività, valori che oggi purtroppo non per essere retorici ma nella vita di tutti i giorni si stanno sempre più perdendo. Ecco, noi oltre a provare a insegnare calcio proviamo a dargli questi valori che poi gli possono servire in futuro nella vita di tutti i giorni. Quali sono le età e le categorie che fanno parte di questa scuola? Beh, noi andiamo dai piccoli amici, quindi la categoria dei più piccoli, parliamo di 2006-2007, ai pulcini, gli esordienti, i giovanissimi, gli allievi, la juniores è la prima squadra, quindi la società è completa con tutte le categorie sia del settore giovanile che anche dei dilettanti. La scuola calcio nasce a Mascalucia grazie al presidente Giovanni Spina e ai suoi collaboratori che hanno messo su questa società, devo dire con grande impegno e grandi sacrifici, perché oggi fare calcio anche a livello di settore giovanile è molto difficile, perché le risorse sia strutturali che economiche sono sempre più difficili da recuperare e lui, devo dire, lo fa con tanto impegno.
soprattutto per quanto riguarda questa scuola calcio? Beh, sicuramente non vincere le partite, ma un domani vedere uno dei ragazzi che ha calcato questi campi, calcare palcoscenici importanti, possibilmente le categorie alte dei professionisti. Questo credo che sia l'augurio e il desiderio più grande per noi che facciamo questo lavoro. Siamo con l'amministratore delegato Michele Ranno della scuola calcio della città di Mascalucia. Sappiamo che per quanto riguarda la categoria dei giovanissimi siete nelle zone alte della classifica e c'è molto lavoro dietro. Che cosa ci dici riguardo? Il nostro lavoro parte dalla scuola, appunto dalla scuola calcio, dai pulcini, esordienti. Le nostre aspettative per la categoria è migliorarci sempre di più, come abbiamo fatto negli anni passati, soprattutto nella categoria anche allievi. Noi veniamo già da una vittoria di un campionato nell'anno precedente, quest'anno ci stiamo riconfermando anche nella categoria allievi in zone alte della classifica, e quest'anno in più c'è la chicca dei juniors, che abbiamo fatto tutte le vittorie e un pareggio solo e siamo in vetta. Per quanto riguarda il nostro settore giovanile, già possiamo dire che quest'anno abbiamo piazzato un ragazzo al Savona che si chiama Rosario Spampinato. Nella nostra prima squadra gioca un 97 che si chiama Andrea Di Mauro, dove già ha segnato qualche gol e sta facendo delle ottime prestazioni. E noi cerchiamo sempre di andare avanti con il nostro settore giovanile, lo curiamo benissimo e penso che ancora in futuro ci daranno tante soddisfazioni. Siamo col presidente della scuola calcio della città di Mascalucia, Giovanni Spina. Da quanto tempo svolge attività agonistica la scuola calcio? Dal 2007 che noi praticamente siamo presenti sul territorio e pian pianino praticamente abbiamo ottenuto grossi risultati. Ovviamente il merito è anche dei nostri istruttori, che noi cerchiamo di prendere persone qualificate che sappiano lavorare sia sul piano della crescita calcistica sia sul piano della crescita in generale del bambino. Basti pensare che noi nelle nostre file comunque annoveriamo il mister come Pippetto Fighiera, una bandiera storica del calcio di Mascalucia, Salvo Imbellizzeri che è una grande figura veramente come mister e come uomo, e poi abbiamo Gaetano Catalano che per quanto riguarda la categoria degli esordienti e Andrea Spina per la categoria piccoli amici insieme a Gaetano Catalano. Come presidente della scuola calcio, quali sono i suoi obiettivi? Gli obiettivi sono quelli della crescita ovviamente del bambino. Da noi comunque la cosa bella è perché abbiamo tutte le categorie giovanissime, allievi, perciò i bambini vengono da piccoli e diciamo che crescono con noi. Questa è la cosa bella, ritrovarsi dopo tanti anni, perché il città di Mascalucia nasce nel 2007, ma io dal 97 che faccio scuola calcio e oggi mi ritrovo ragazzi grandi che mi giocano in prima squadra, perciò diamo la possibilità a un bambino di formarsi e pian pianino scalare le categorie con la nostra società. È sempre una grande emozione vedere i bambini che giocano. Adesso parliamo di calcio a 5 e velocissimamente in postazione abbiamo il nostro Alessio Patti. Alessio, sei contento perché l'Italia ha vinto i campionati europei, quindi il futsal sta andando bene. Possono già partire anche alcune fotografie che ci fanno rivivere la bellissima atmosfera in Belgio, dove appunto la squadra italiana si è laureata campione d'Europa. Che ne pensi? È un dato di fatto, il cielo di Anversa
è colorato di azzurro questa settimana. Ieri l'Italia ha vinto contro la Russia per 3-1. Gabriel Lima, Murilo e Giassonni marcatori per la nostra nazionale, di Eder Lima l'unica rete russa. Per una partita che non dico non ha avuto storia, perché la Russia ha avuto tante opportunità nel secondo tempo, ma non a caso abbiamo il portiere più forte del mondo. Benissimo, e adesso parliamo del calcio a 5 giocato. Lo facciamo subito con uno sguardo veloce alla classifica del Serie C1, quella che seguiamo in modo particolare, dove che cosa è successo in vetta soprattutto? Di tutto, un marasma. Se la scorsa settimana le prime 6 si racchiudevano in 3 punti, questa settimana i punti sono solo 2. L'Arcobaleno Ispica, primo con 47 punti, si è ripreso la vetta. Segue il Palermo per la prima volta in questo campionato, secondo in classifica, un punto dietro. Dopodiché Arbur, MM, Progela e Nissa, tutte e 4 a 45 punti. Sarà un finale di campionato eccezionale. Il prossimo turno ci saranno delle partite che avranno, secondo me, molti retroscena contrari a quello che diranno i bookmakers. Benissimo, sei stato come al solito velocissimo. Oggi ci siamo purtroppo un po' prolungati nel parlare soprattutto del campionato di eccellenza. Ce ne scusiamo con i nostri amici del calcio a 5. La battuta finale ai nostri 2 ospiti: Salvo Castorina, 30 secondi, Aci Sant'Antonio che se la giocherà fino alla fine, e con la possibilità anche di una bella storia anche il prossimo anno. Lo sottolineiamo questo fatto? Noi, io e il mister, siamo qui per questo, cioè ci hanno manifestato la volontà di un progetto a medio termine, non dico a lungo termine perché poi nel calcio le parole poi se le porta il vento, e quindi speriamo di vincere quest'anno e poi l'anno prossimo di essere ancora qui. Le carte in regola ci saranno sicuramente. Mentre invece con Giovanni, che ti prometto ti rinviterò perché oggi ti ho dedicato troppo poco tempo, voglio ricordare una cosa: che se anche un allenatore viene esonerato non vuol dire che non è preparato, e io sottolineo che tu sei una persona secondo me preparata. Il fatto di un esonero, o quantomeno che poi non è stato neanche un esonero, diciamo che io mi sono dimesso, ci tengo a dirlo perché tante volte pur di non perdere i soldini del rimborso eccetera ci facciamo esonerare. Io mi sono dimesso, ho rinunciato a soldi, fai bene, ci sono altre cose di sottostare. Ritornerai comunque alla carica prestissimo. Ma so che c'è qualche società interessata. Ci sono già un paio di contatti. Un in bocca al lupo anche con la tua scuola calcio. Crepi, Real Catania, sì. Prestissimo di nuovo ospite qui a Penalty, promesso. Grazie al nostro Giovanni Garofalo, Salvo Castorina, a cui naturalmente auguriamo il buon lavoro. Grazie. Salutiamo anche il nostro uomo del calcio a 5, Alessio Patti. Perdonami se oggi... Futsalman. Oggi sei stato poco operativo in diretta, ma sei come al solito utilissimo anche dietro le quinte. Grazie. Grazie Ettore, una buona settimana a tutti i nostri telespettatori. Grazie, e un grazie anche alla nostra Giulia Bonaccorsi. Saluto tutti. Bene, noi ci vedremo la prossima settimana, come al solito puntuali alle 19:30 con una nuova puntata di Penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.